Buongiorno, sono il dottor Piergentili della cardiologia di Feltre, Ulsuno Dolomiti. Siamo qui per ridurre le malattie cardiovascolari, quindi svolgeremo assieme un po' di esercizio fisico. Ricorda che quando svolgi esercizio fisico ne riconoscerai 3 fasi. Una fase di riscaldamento, anche con esercizi di mobilità articolare, una fase di induzione del beneficio dell'esercizio fisico, la più impegnativa, ed una fase di defaticamento. Sono tutte e 3 molto importanti, non farti bastare la seconda, soprattutto per ridurre le problematiche osteoarticolari. Oggi non hai preso la terapia consueta? Non ti senti bene? Hai febbre? Hai sintomi noti o di nuova comparsa? Oggi l'esercizio fisico non va eseguito, contatta invece il tuo medico e segui le sue istruzioni. Hai invece dolori articolari? Limitazioni dei movimenti? Hai avuto traumi? L'esercizio fisico di quel distretto corporeo oggi non va eseguito, contatta il tuo medico e segui le sue istruzioni. Ciao, sono Simonetta Lametti e sono una specialista dell'esercizio fisico. Oggi insieme lavoreremo di forza. Faremo un lavoro specifico adatto a chi soffre di osteoporosi o comunque come prevenzione. Bene, iniziamo il riscaldamento con una bella marcia. Continuo a marciare e circonduco le spalle dietro. Continuo a marciare e porto le braccia fuori. Le braccia continuano a fare questo movimento, ma io apro e chiudo con le gambe. Le gambe continuano a fare questo movimento, ma le braccia vanno avanti. Le braccia continuano e le gambe cambiano. Rallento e faccio una piccola circonduzione con una gamba, prima una e poi l'altra. Bene, fermo le gambe e giro le braccia. Movimento dinamico. Lascio proprio andare. In avanti. Bene, riprendo la mia marcia. Faccio un po' di passi a destra e un po' di passi a sinistra. Faccio un po' di passi avanti e un po' di passi indietro. Sul posto. E pian pianino mi fermo. Benissimo. Allora, per il nostro lavoro di oggi ci serviranno 2 bottigliette da mezzo litro. Io userò i pesetti da 1 chilo. Se avete pesetti da 1 chilo, vanno benissimo. Faremo 3 esercizi per le braccia e 3 esercizi per le gambe, ovviamente di forza. Iniziamo con il primo esercizio. Piedi più o meno alla lunghezza delle spalle, ginocchia un po' piegate, spalle dietro. Pian pianino portiamo verso l'alto il braccio e poi l'altro. Lo facciamo
per 10 ripetizioni. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo. Qualche secondo di pausa. Tengo le bottigliette sulle mani. Adesso facciamo un passo in avanti e un piccolo affondo e ritorno. Chi di voi soffre magari di un po' di male alle ginocchia fa un affondo un po' più piccolino, quindi invece di andare giù tanto fa semplicemente il passo in avanti e ritorno. Ok? Sono sempre 10 ripetizioni. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo. Terzo esercizio. Torniamo alla parte alta del corpo. Da questa posizione portiamo la bottiglietta verso la spalla e ritorno verso il basso in maniera alternata. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Gambe sempre un po' liberate. Mi siedo e mi rialzo. Attenzione, il ginocchio non deve superare la punta del piede, mi devo proprio sedere, quindi vado giù e distendo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Terza e ultimo esercizio. Questa volta porto fuori le braccia e ritorno. Cercate di tenere, di arrivare fin dove riuscite, quindi se sentite dolore arrivate fin dove ve lo consente e scendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ultimo esercizio. Mi metto comodamente seduto e rimango lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. La sequenza la dovete ripetere 2 volte, quindi 6 esercizi andranno ripetuti una seconda volta. Benissimo, andiamo ad allungarci un po'. Prendiamo una parete e pian pianino cerchiamo di portare le braccia in alto. E rimango lì. Senza staccare le mani dal muro, provo a portare le mani verso l'esterno. Cambio, appoggio una mano e guardo dall'altra parte. Cambio, lo faccio dall'altra parte. Bene, sempre tenendomi.
guarda